eccoci rientrati. Come vi avevo anticipato, con noi il direttore del Forum Spumanti d'Italia, Gianpietro Comolli. Benvenuto e buongiorno a lei. Dicevamo poc'anzi con il presidente Tessari che lo spumante italiano è uno spumante che continua a crescere, che ha bisogno però di consolidare quella che è la sua immagine, soprattutto all'estero. Allora, qual è lo stato di salute delle bollicine italiane in questo 2009, primo semestre? Beh, allora, c'è veramente da scindere quello che è la situazione estero con la situazione nazionale. La situazione nazionale risente il nostro prodotto di quello che è la stasi e la crisi dei consumi tradizionali. Diciamo però che nel mondo enologico e alimentare sicuramente lo spumante italiano sul mercato italiano sta navigando molto bene. All'estero il primo semestre del 2009 segna ancora una buona crescita. Un calendario che vi vede impegnati in che modo poi durante questa quinta edizione? Due cose fondamentalmente: il fatto di aver coinvolto il consumatore direttamente a tavola, cioè nel senso che noi andiamo nei ristoranti offrendo un insieme di 5, 6, 7 etichette per ogni ristorante in modo tale che il consumatore possa scegliere. Il ristoratore farà un menù specifico, il calendario evidentemente quali ristoranti partecipano a questo evento sarà su tutti i giornali in questi giorni locali, per cui non si fa altro che prenotare. L'altra cosa importante è quella di chiamare i giornalisti nazionali e internazionali. Ci sono 20 delegazioni straniere che arrivano, oltre a una ventina di delegati nazionali delle varie associazioni, che nella giornata di sabato pomeriggio, appena dopo l'inaugurazione di Zaia, si incontreranno nel primo meeting. Io capisco la difficoltà dei giornalisti di mettersi a tutti attorno insieme attorno a un tavolo a discutere. Ci proviamo. Saranno 30-40 persone che ci dovranno dire qual è la futura comunicazione per gli spumanti italiani. Si preannuncia un quinto forum interessante, noi vi facciamo chiaramente un grande in bocca al lupo. Tra poco con noi ci sarà il sindaco di Valdobbiadene che ospita da 5 anni il forum nazionale. Prima però un breve servizio di cronache trevigiane e poi tornate con noi per le conclusioni. Continua il viaggio di cronache trevigiane nelle produzioni biologiche venete. Ad accompagnarci come sempre Veneto Agricoltura, che per conto della regione porta avanti da anni un piano regionale per il rafforzamento del biologico. A spiegarci i termini di questa azione è Pierluigi Perissinotto. La strategia attuale riguarda un'adeguata comunicazione, una valorizzazione e una promozione di questi prodotti biologici. È necessario che il consumatore capisca la differenza che contraddistingue la diversa qualità di questi prodotti. E sulla qualità del prodotto incidono diversi fattori. Il biologico, ad esempio, obbliga l'allevatore a produrre almeno il 60% del foraggio consumato dagli animali, il che si traduce necessariamente in grandi territori adibiti a pascolo, di cui una particolare area della montagna veneta è ricca, il Cansiglio. Valerio Bondesan ci spiega i punti di forza di questo metodo produttivo. Il biologico, in quanto un metodo di produzione animale o vegetale, in questo caso produzione di latte bovino, è un metodo che si adatta bene alla montagna perché è un metodo compatibile per la montagna, una bassa densità di animali, un utilizzo delle risorse foraggere, dell'erba e del pascolo, permette di utilizzare senza sfruttare l'ambiente della montagna. In questo caso noi abbiamo degli animali al pascolo. Il biologico prevede che gli animali vengano mantenuti per un certo periodo del giorno o dell'anno al pascolo con la possibilità di alimentarsi direttamente del pascolo e questo ha un'influenza molto positiva sia sulla salute degli animali, sulla tranquillità. Questi animali non hanno assolutamente paura dell'uomo, si vede che sono molto tranquilli, non sono stressati e soprattutto ha un effetto positivo sulla qualità del latte. Un animale allevato in questo modo vive più a lungo, anche grazie all'uso dell'omeopatia nel trattamento delle patologie. Basti pensare che una vacca da latte allevata in modo intensivo vive 3 al massimo 4 anni. Quelle allevate con metodo biologico arrivano a viverne anche 11. Ma dal punto di vista produttivo la resa è inferiore. La quantità di latte prodotto nell'allevamento biologico è la metà rispetto a quello convenzionale. A guadagnarci è indubbiamente la qualità. Abbiamo raggiunto Stefano Depra, responsabile del centro caseario del Cansiglio, per capire con lui come avviene la commercializzazione del prodotto. Dal 2002-2003 abbiamo un po' cambiato quello che era il nostro modo di commercializzare il prodotto, quindi non più grossisti che poi andavano loro nei negozi,
abbiamo cercato di accorciare la cosiddetta filiera, quindi un discorso anche di chilometri zero, e di puntare sulle realtà vicine a noi, quindi provincia di Belluno e provincia di Treviso. Siamo al momento con oltre 400 clienti che serviamo direttamente con dei nostri furgoncini, tutti in provincia di Belluno e Treviso. E attraverso il Bar Bianco, che si trova all'ingresso della Piana del Cansiglio, è possibile acquistare e degustare ogni giorno i tanti formaggi prodotti con il latte proveniente da queste 10 aziende biologiche, dove la tracciabilità è garantita.